benvenuti a Venezia. Con molti di voi ci eravamo lasciati 2 anni fa con un meteo un po' diverso rispetto ad oggi, quindi speriamo questa volta di aver prenotato almeno il bel tempo. Veramente benvenuto al Presidente Guido Carlino e a tutti i relatori che animeranno questo seminario con i loro qualificati contributi. Un benvenuto particolare al Presidente Buscema, che appunto è sempre vicino al dialogo e ai momenti di confronto fra regioni e istituzioni centrali, quindi veramente grazie per la sua presenza. Il mio è un brevissimo saluto di benvenuto, lascerò poi alla collega Emma Petitti l'introduzione istituzionale e politica da parte dei consigli regionali. Il mio voleva appunto essere un ringraziamento per tutti i relatori e anche per sottolineare l'importanza di un dialogo franco e costruttivo che deve sempre esserci fra Corte dei Conti e Regioni, sia come esecutivi sia come consigli regionali. Questo ognuno nelle reciproche competenze e ruoli, ma anche cercando quella leale collaborazione che secondo me è sempre da ricercare per il nostro fine ultimo, che è quello soddisfare le esigenze dei cittadini e migliorare, se possibile, la qualità della vita appunto nei nostri territori. Benvenuti a Venezia, che quest'anno festeggia anche i 1600 anni della mitica fondazione, e quindi auguro veramente un buon lavoro a tutti e introduco il Presidente Guido Carlino per poi avere Emma Petitti che parlerà a nome dei consigli regionali. Grazie e benvenuti a Venezia. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti, in particolare al Presidente Ciambetti, alla Dottoressa Emma Petitti, Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna e Vice Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative regionali. Saluto e ringrazio sin da ora i coordinatori e i relatori che offriranno significativi contributi per l'approfondimento delle varie metodologie dei controlli intestati alla Corte dei Conti sul sistema delle autonomie e per l'individuazione degli aspetti sinergici che li caratterizzano. Ho accolto con vero piacere l'invito a intervenire a questa seconda edizione del seminario, che abbiamo dovuto attendere tanto a causa dell'emergenza sanitaria, che ha lasciato tanti guasti da riparare, ma che ha tuttavia contribuito ad accendere i riflettori su diseguaglianze e disparità sociali ed economiche da rimuovere con urgenza. Per favorire l'inclusione sociale e la ripresa economica del Paese, sono stati messi a disposizione dell'Unione Europea considerevoli finanziamenti necessari per l'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. La realizzazione di quanto pianificato mette in gioco l'immagine del nostro Paese e coinvolge a livello centrale e locale l'intero assetto istituzionale e amministrativo e di riflesso anche le funzioni della Corte dei Conti. Si presenta un'occasione storica di rapida trasformazione delle risorse finanziarie in opere concrete, in grado di accelerare la transizione verso la sostenibilità sociale, economica e ambientale, per la quale si rivela cruciale il ruolo svolto dalle amministrazioni nell'interpretare la specificità dei singoli territori e indirizzare efficacemente gli investimenti. Nell'ambito dell'azione pubblica, svolta a beneficio della collettività, acquista ancora più rilevanza rispetto al mero adempimento formale il perseguimento della logica del risultato, che già da tanti anni risponde ai principi di imparzialità e di buon andamento scolpiti dall'articolo 97 della Costituzione, in linea con gli indirizzi del diritto dell'Unione Europea, rivolto ad assicurare che l'azione istituzionale sia coerente con il conseguimento degli obiettivi di sistema. Le funzioni della Corte dei Conti, giudice della responsabilità amministrativa e garante in sede di controllo del corretto ed efficiente impiego delle risorse pubbliche, concorrono sinergicamente ad affermare il ruolo di garanzia nell'ordinamento, in sintonia con l'orientamento al risultato contemplato dalla normativa comunitaria.
Ora più che mai si rendono necessari confronti e riflessioni, sempre più intense tra le istituzioni territoriali e la Corte dei Conti, su contenuti che toccano da vicino le reciproche funzioni, con la consapevolezza di poter costruire qualcosa di nuovo e di utile per migliorare il contesto in cui ci troviamo ad operare. Profilo questo che richiede necessariamente un focus sui controlli esercitati dalla finanza regionale e locale, anche alla luce della recente normativa emergenziale, che coinvolge pienamente la magistratura contabile, sia a livello centrale che regionale, nell'attività di verifica imparziale del regolare uso dei mezzi finanziari messi a disposizione. Un uso che sia legittimo e proficuo, evitando sprechi e diseconomie, in risposta ai cittadini che richiedono una pubblica amministrazione efficiente e servizi più adeguati. Il mutato scenario introdotto dalla pandemia apre a nuovi ambiti di indagine volti a rispondere alla necessità di adeguare l'insieme dei controlli all'eccezionale situazione derivata dall'emergenza sanitaria, che ha inciso su molti e significativi aspetti economici e amministrativi anche a livello locale. Il sistema degli enti territoriali costituisce il punto di forza per la concreta attuazione del PNRR, soprattutto nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio del territorio, delle infrastrutture sociali e del rafforzamento dei servizi essenziali per la collettività. In questo contesto, infatti, che rappresenta un'occasione molto importante per migliorare la propria capacità amministrativa, sono proprio i diversi livelli di governo ad assumere un'importanza strategica, perché quotidianamente si interfacciano con i cittadini e con i loro bisogni. La complessa trama che contraddistingue l'attuazione del piano sotto il profilo istituzionale, amministrativo e funzionale è rivolta all'innesto di nuove articolazioni strutturali e ad innovazioni procedurali sul tessuto amministrativo. Ciò richiede sistemi di monitoraggio e di controllo idonei ed agili per affiancare i soggetti attuatori nello svolgimento delle proprie competenze e indirizzarli tempestivamente ove emergano ritardi, inefficienze o sviamento dagli obiettivi. In tale prospettiva si innesta il ruolo della Corte dei Conti, svolto a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario, a presidio della legalità, del regolare utilizzo delle risorse pubbliche, ruolo che deve essere di stimolo all'efficientamento degli apparati e delle procedure e che sia inteso ad assicurare il rispetto delle regole sulla trasparenza delle attività amministrative e quindi l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione dei finanziamenti da investire per la realizzazione del PNRR. La Corte dei Conti, dunque, grazie al sinergico esercizio delle proprie funzioni, controllo, giurisdizionali e consultive, necessariamente ispirate a canoni procedurali uniformi sia al centro che sul territorio, dovrà essere in grado di monitorare in tempi più serrati le attività intese alla effettiva concretizzazione dei programmi, dovrà supportare le scelte, dovrà fornire in tempo utile le informazioni necessarie per l'eventuale correzione di rotta dell'azione amministrativa. Il sistema integrato dei controlli mira alla sana gestione e al buon andamento dell'azione amministrativa, obiettivi privilegiati anche dalle indicazioni dell'Unione Europea. Le sezioni centrali e regionali di controllo, oltre a verificare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni, sono chiamate anche a valutare l'attuazione finanziaria e concreta dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività della realizzazione e della qualità dei risultati. A tal fine si avvalgono delle opportune forme di controllo previste dal legislatore che possono essere di aiuto nel monitoraggio costante sull'impiego delle risorse, consentendone al contempo un miglior utilizzo a livello locale e ovviamente nella lotta alla corruzione e alla mala gestio. L'intensificazione dei controlli successivi affidati alla magistratura contabile sull'uso delle risorse ben si concilia con il carattere degli interventi che emergono dal PNRR, dichiaratamente rivolti a sostenere la rapida ripresa degli investimenti, grazie ad una pubblica amministrazione più efficiente e a un contesto normativo e regolamentare più favorevole alla crescita economica. È quindi necessario rispondere tempestivamente alle sollecitazioni legislatorie che, proprio in relazione all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dal PNRR, nel delineare il ruolo della Corte dei Conti ha espressamente richiamato il controllo di cui alla legge 20 del 1994, l'articolo 3,4. Controllo che dovrà essere eseguito tempestivamente, se del caso anche in corso di esercizio, al fine di verificare la sollecita e corretta attuazione dei singoli programmi, per porre l'accento sull'accertamento di gravi irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi,
per verificare la tempistica stabilita dalle norme sia nazionali che comunitarie e consentire in tal modo alle amministrazioni l'assunzione di interventi correttivi su situazioni potenzialmente illegittime e pregiudizievoli. L'intensificazione dei controlli sulla gestione non dovrà tuttavia attenuare l'impegno per l'effettuazione dei controlli di legittimità e regolarità dei conti, particolarmente accentrati sugli aspetti di conservazione degli equilibri finanziari degli enti e della sostenibilità della finanza pubblica allargata, che nell'ultimo decennio, a seguito del decreto legge numero 174 del 2012, hanno fortemente impegnato le sezioni di controllo. Va infatti preservato il percorso di convergenza verso obiettivi di risanamento dei conti imposti dalla normativa attuativa dei precetti costituzionali dell'equilibrio finanziario, ove la sana gestione deve sempre accompagnarsi all'efficienza dell'azione amministrativa, con particolare riguardo a specifiche procedure che richiedono interventi tempestivi e adeguati al fine di evitare gravi pregiudizi alla collettività amministrata o reiterate disfunzioni nell'erogazione dei servizi pubblici. È bene al riguardo ricordare che manovre finanziarie squilibrate determinano un gravoso aumento del debito che rischia di compromettere l'opportunità di crescita delle generazioni future in un'ottica di tutela dei complessi equilibri del sistema delle autonomie, oggetto appunto del presente convegno. In sostanza, le diverse forme di controllo, pur rispondendo a diverse finalità, hanno il comune obiettivo della verificabilità e misurabilità dei risultati, a garanzia delle cosiddette 3E nella spendita delle risorse pubbliche e consentono di assicurare la stabilità finanziaria nel territorio con positivi impatti sulla finanza pubblica e con il miglioramento della qualità della spesa nel rispetto ovviamente dei principi costituzionali. Il controllo in definitiva deve tendere alla trasparenza del sistema, in quanto i cittadini hanno diritto di sapere come vengono utilizzate le risorse pubbliche. A questa esigenza la Corte risponde anche con l'attività di referto, con cui dà costante informativa sugli esiti dei suoi controlli ai competenti organi rappresentativi nel rispetto del principio di trasparenza. Tale funzione ausiliaria, che trova la più significativa espressione nel giudizio di parifica del rendiconto regionale, si traduce in relazioni che arricchiscono le conoscenze delle assemblee legislative regionali e che contengono elementi informativi e valutazioni oggettive, mettendo anche in luce la capacità delle amministrazioni di realizzare gli obiettivi programmati. Sotto questo profilo, assicurare la trasparenza, unitamente alla regolarità della gestione della spesa pubblica, può contribuire a risvegliare il senso di fiducia della collettività nelle istituzioni e su questo terreno molto può fare un organico sistema dei controlli, interni ed esterni, che è il suo punto di chiusura nella funzione nevralgica di verifica dell'attività delle amministrazioni ai vari livelli di governo che la Corte dei Conti svolge in modo neutrale e indipendente. Potenziare la sinergia del raccordo anche tra il controllo esterno intestato alla Corte e quello interno esercitato dalle strutture più prossime ai cittadini può offrire maggiore garanzia al soddisfacimento delle aspettative della collettività sull'uso delle risorse pubbliche. L'importanza della revisione economico-finanziaria interna alle amministrazioni, finalizzata a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati secondo i principi della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, ha suscitato anche l'interesse del legislatore, che si è orientato verso la sua rivisitazione e valorizzazione quale strumento imprescindibile per conformare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione. Di fatto, i cittadini e gli amministratori pubblici possono, anzi devono guardare alla Corte dei Conti come a un costante presidio di legalità ed efficacia per la gestione delle pubbliche finanze. Si apre dunque una nuova stagione dei controlli che la Corte dei Conti è pronta ad accogliere con impegno, continuando ad offrire il supporto quotidiano e il consueto affiancamento alle amministrazioni sul territorio. È chiaro che vi sono delle difficoltà anche per la Corte dei Conti, e la Corte dei Conti cercherà di risolverle nel migliore dei modi. Sono difficoltà derivanti anche dalla carenza di personale di magistratura, di personale amministrativo, soprattutto nelle sezioni di controllo. Si chiederà tanto alle sezioni di controllo, l'impegno sarà notevole, consistente, ma da parte nostra ovviamente ci sarà la volontà di consentire alle sezioni stesse di poter operare nel migliore dei modi. Abbiamo messo in servizio, anzi metteremo in servizio nei prossimi giorni ben 37 nuovi magistrati che ovviamente saranno chiamati prevalentemente a svolgere le loro funzioni nelle sezioni di controllo che, come ho rilevato, saranno appunto chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nelle verifiche che dovranno essere attuate appunto sul PNRR.
non voglio tediarvi ulteriormente, quindi non mi resta che augurare a tutti un buon lavoro, confidando sulla buona riuscita, anzi sulla sicura buona riuscita di questa giornata di studi. Grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno a tutti e a tutte. Sono profondamente onorata di portare a nome di tutti i presidenti delle assemblee i saluti istituzionali in apertura di questo seminario che ci consentirà di proseguire, come è stato ricordato anche dal mio collega Ciambetti, una proficua riflessione in ordine alla funzione di controllo esercitata dalla Corte dei Conti rispetto al sistema delle autonomie e in particolare alla finanza regionale, perché questa riflessione è una riflessione che viene rinnovata rispetto a quel seminario dello scorso novembre del 2019 dove abbiamo affrontato temi così importanti e oggi li affrontiamo in una nuova prospettiva, che è quella rappresentata dall'attuazione, come veniva ricordato, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è stato, è al centro della fase attuale, quindi anche dell'impiego e dal controllo delle risorse che saranno nelle disponibilità di tutti gli enti territoriali. Voglio ringraziare il coordinatore della conferenza Roberto Ciambetti perché ha creduto profondamente in questo progetto e insieme a tutti i presidenti delle assemblee lo ha portato avanti con estrema serietà e professionalità. E poi il presidente della Corte dei Conti Guido Carlino per aver raccolto l'invito della conferenza a tessere con continuità, se non ci fosse stata questa volontà non saremmo qui, questa collaborazione istituzionale a cui appunto come assemblee crediamo profondamente. E poi ringrazio il comitato scientifico per la preparazione del seminario perché è stato un lavoro serio, meticoloso e ovviamente le riflessioni di tutti i relatori e di tutte le relatrici in questa giornata sono certa che saranno contributi e riflessioni di una importanza rilevante, oltre che dal punto di vista istituzionale, proprio per la significativa qualificazione scientifica e accademica. Ringrazio poi il tavolo dei segretari generali dei nostri consigli regionali, a cui va il ringraziamento da parte di tutti noi presidenti delle assemblee per il vostro ruolo prezioso, fondamentale per tutti noi. Alcuni spunti rapidissimi di riflessione. Prendendo anche proprio le mosse dalle parole che sono state pronunciate dal presidente Carlino nella sua introduzione in apertura dell'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato nel 2020. E la tenuta del sistema democratico, ha detto appunto il presidente Carlino, non può prescindere dal rispetto del principio di legalità e dalla corretta gestione delle risorse pubbliche. A mio avviso in questo incipit si esprime in modo efficace quelli che sono i fondamentali obiettivi istituzionali di legalità e corretta gestione delle risorse pubbliche, ai quali dobbiamo tendere attraverso il nostro complesso sistema ordinamentale, per connotarci in quella che è poi la richiesta di democraticità che arriva dall'articolo 1 della Carta Costituzionale. In particolare proprio la circostanza che tali obiettivi attengono alla tenuta del sistema democratico in tutte le sue componenti istituzionali e di questo nelle nostre riflessioni come presidenti dell'Assemblea lo mettiamo sempre proprio al centro del lavoro che andiamo a svolgere, perché riteniamo che anche quel regime integrato dei controlli, a cui è da riconoscere appunto una logica di interesse generale, si debba innestare appunto un rapporto dialettico che si svolge tra le istituzioni e va coltivato, curato costantemente. E questo è quello che è stato evocato dal presidente della sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, Marco Pieroni, in sede di giudizio di parifica del rendiconto generale della nostra regione per il 2020.
I controlli della Corte dei Conti infatti sono posti a garanzia del bilancio quale bene pubblico costituzionale, per riprendere appunto l'espressione che è stata utilizzata dalla Consulta nella nota sentenza la 18 del 2019, o più in generale del bilancio quale valore pubblico, nel senso che solo la corretta gestione delle risorse pubbliche può alimentare un impatto positivo sul benessere sociale, economico e ambientale dei territori e dei cittadini di riferimento. Ed è proprio in questo senso che il controllo della Corte si muove, per dirlo appunto con le parole della Corte Costituzionale, in una prospettiva non più statica ma dinamica. Ed è proprio in questo senso che è finalizzato anche all'adozione di effettive misure correttive. In questa prospettiva crediamo che appaia fondamentale il rapporto tra la Corte dei Conti e gli enti territoriali e che questo venga informato al principio di collaborazione a cui il legislatore stesso non ha abdicato nemmeno in sede di giudizio di parifica, nonostante la sua riconosciuta natura giurisdizionale. Considerato poi che nella relazione di accompagnamento al giudizio stesso la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare quindi l'efficacia e l'efficienza della spesa. E proprio quindi nell'ambito di questo quadro istituzionale che auspico, e tutti noi presidenti dell'Assemblea auspichiamo, un rafforzamento di quelle forme di collaborazione tra Corte dei Conti e Regioni, anche in attuazione di quanto già previsto dalla legge costituzionale, la 131 del 2003, con la finalità di promuovere meccanismi di confronto preventivo anche con riguardo al tema della copertura finanziaria delle leggi regionali. Questo è un tema che voi sapete bene essere centrale ed è un tema che necessita di un approfondimento condiviso per ovviare alle criticità che possono emergere soprattutto in sede di giudizio di parificazione. Dall'altro anche quello di elaborare modalità di lavoro comuni anche in grado di deflazionare il contenzioso, altro tema estremamente delicato. E la più volte evocata leale collaborazione deve informare anche i rapporti tra regioni e Stato, altro tema fondamentale perché è proprio sulle materie di competenza legislativa concorrente che in materia di coordinamento della finanza pubblica che si evidenzia un contenzioso costituzionale piuttosto significativo. Non posso quindi che condividere pienamente quanto è stato espresso dal Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio nella relazione sull'attività della Corte Costituzionale del 2020, che nel richiamare il rispetto della leale collaborazione tra Stato e Regioni nelle materie di interesse comuni o in ambiti posti al crocevia di una pluralità di competenze, invita tutti gli attori istituzionali a riflettere sulla necessità di apprestare più efficaci meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti. Gli argomenti che oggi saranno oggetto di questo importante seminario di approfondimento sono quindi di assoluta attualità e di rilevanza istituzionale, dato che interessano, anche questo è stato già ricordato, obiettivi di crescita dei nostri territori. E per noi questo come Assemblee legislative è centrale, perché sono obiettivi di crescita che in termini di capacità di spesa, di benessere sociale e civile, per i quali siamo rappresentanti delle istanze dei nostri cittadini, e di rafforzamento di quel tessuto democratico. Quindi io oggi, nell'augurare a tutte e a tutti noi un buon lavoro e nel rinnovare i miei ringraziamenti per la realizzazione di questo seminario, concludo con l'auspicio che il cammino di leale e costruttiva collaborazione tra le istituzioni possa continuare ad alimentarsi e a rappresentare un volano di sviluppo delle istituzioni nella prospettiva di realizzare anche future riforme che possano affrontare quelle sfide che sono necessarie per tutti noi. Grazie a tutti e buon lavoro. Credo che mi devo autodare la parola.
Sì, allora buongiorno a tutti. Intanto consentitemi di ringraziare soprattutto i vertici di questo seminario, il Presidente Ciambetti, Presidente della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali e il Presidente Carlino, Presidente della Corte dei Conti. Sono, come dire, fisicamente qui davanti a me e sono il segno di quale sia il senso che si vuole dare a questo seminario, l'incontro tra due istituzioni che intendono parlare, dialogare fra di loro, anche con l'assistenza, mi permetto di dire, con la partecipazione dell'Accademia e degli studiosi che guardano e studiano le vicende istituzionali. Consentitemi di fare soltanto una brevissima introduzione di metodo, poi naturalmente lascerò la parola, il mio compito è quello di coordinare questa prima sessione che è intitolata ai controlli di legittimità e regolarità e avrà ovviamente un focus specifico anche sul giudizio di parificazione. Il seminario, intanto la sede dove siamo è un seminario. Seminario significa sede di confronto, di discussione, di confronto tra punti di vista. Non è un convegno il nostro, è un seminario dove ci proponiamo di confrontare punti di vista diversi. I punti di vista sono i punti di vista degli operatori che vivono il sistema dei controlli sugli atti e sulla gestione finanziaria regionale e quindi da un lato i magistrati contabili che svolgono questa funzione, dall'altro ovviamente gli operatori, le regioni, le amministrazioni regionali e permettetemi di dirlo, in particolare delle assemblee legislative. Qui, come dire, ci occupiamo, come dire, la controparte del controllore, il controllato è qui rappresentato dal punto di vista dei legislatori regionali. I legislatori regionali, come dire, si confrontano con il controllore. E il punto non è di poco momento perché rammento soltanto questa sede a chi lo sa benissimo che la legislazione regionale ancora oggi nella giurisprudenza costituzionale è, se vogliamo, quella peculiarità di autonomia costituzionale che è riconosciuta alle regioni. Alle regioni non è riconosciuta molta autonomia costituzionale in questo periodo, ma la Corte focalizza le peculiarità dell'autonomia costituzionale e del rango costituzionale delle regioni sulla funzione legislativa. Non so se questo sia, come dire, un dato obsoleto ormai o un dato di grande momento. Potremmo discuterne, però la prerogativa costituzionale delle regioni ancora oggi per il giudice delle leggi e per il giudice costituzionale è la legislazione. E qui noi, come dire, abbiamo protagoniste le amministrazioni che assistono il legislatore regionale. Obiettivo di questo confronto è fare il punto della situazione e provare a individuare intanto lo stato dell'arte di questo sistema integrato di controlli che ha subito, non lo devo dire io, un'evoluzione che è sotto gli occhi di tutti e che è stata rapidissima nell'ultimo decennio. Questo sistema dei controlli sulle amministrazioni regionali è cambiato profondamente negli ultimi 10 anni. Ed è cambiato anche qui con un punto che credo sia innegabile, a partire dal livello costituzionale. È cambiata negli ultimi 10 anni la legalità costituzionale finanziaria. Siamo in un altro ordinamento costituzionale rispetto a 10 anni fa. Oggi è il 2021, nel 2011 c'era un altro ordinamento costituzionale con riferimento alla legalità finanziaria. Negli ultimi 10 anni è cambiato il mondo da questo punto di vista ed è cambiato a partire dalla Costituzione e dal diritto costituzionale vivente che ci ha consegnato il giudice costituzionale, la giurisprudenza degli ultimi 10 anni, e badate, ce lo ha consegnato non soltanto sotto il profilo della
base costituzionale, del fondamento costituzionale dei controlli sulla legalità finanziaria, ma ce l'ha consegnato anche sotto il profilo delle regole e dei principi, cioè dei parametri su cui quel controllo deve essere esercitato. È cambiata quindi, mi permettete di dire anche questa cosa in anticipo, è cambiato in qualche modo la mission e la ratio del controllo di legalità finanziaria, che è affidato alla magistratura contabile, e lo ha fatto il giudice costituzionale ovviamente traendo spunto da una riforma che è a tutti nota, quella della legge costituzionale 1 del 2012, ma sulla quale sono stati innestati una serie di contributi che a mio parere costituiscono oggi una sorta di blocco di costituzionalità. Un blocco di costituzionalità fatto di norme positive, di disposizioni normative, ma anche di contributi pretori, di contributi giurisprudenziali, di cui non possiamo fare a meno di prendere atto e da cui non possiamo fare a meno di trarre tutte le conseguenze. Allora, l'obiettivo di questo seminario, quello minimale, è quello di fare il punto e di dire dove siamo arrivati in questa storia di transizione che ci accompagna da almeno un decennio, naturalmente provando, confrontando i diversi punti di vista, a chiarire gli approdi dello ius conditum, di quel che c'è, di quel che abbiamo, ma anche provando a immaginare e a vedere quali sono le eventuali criticità di questo ius conditum e a guardare avanti per capire dove andare, come migliorare, chi interpellare tra i vari attori istituzionali perché questa transizione si completi secondo quello che ormai il blocco di costituzionalità finanziaria ci consegna. E allora, come dire, mi permetto, e qui do la parola ai relatori, di avviare i nostri lavori con questo obiettivo. Un obiettivo da raggiungere minimale, che è quello di fare il punto della situazione sul sistema dei controlli nella sua relazione con le regioni, col sistema delle regioni, ma in particolare col sistema delle assemblee legislative e dei legislatori regionali, e provare poi a lanciare questo sasso nello stagno, vedere se di qui a domani riusciamo a identificare criticità e a immaginare possibili linee di evoluzione di questa transizione. Abbiamo circa un'ora e mezza a disposizione prima della pausa pranzo. Immagino, non ho chiesto agli organizzatori, non vedo orari, però magari immaginerei 13:30 come chiusura dei lavori della mattina prima della pausa pranzo. Quindi direi tra i 20 e i 25 minuti per le relazioni dei tre relatori. Io proverò soprattutto ad ascoltare e eventualmente a cucire se è necessario. Poi naturalmente abbiamo gli interventi invece del primo pomeriggio delle amministrazioni regionali, delle assemblee legislative regionali, con il loro punto di vista, e poi proveremo nel dibattito a trarre qualche spunto di riflessione conclusiva. Allora, la parola al professor Riccardo Ursi, ordinario di diritto amministrativo all'Università di Palermo. Prego la sua relazione. Grazie, un grazie sentito dell'invito agli organizzatori che hanno pensato di coinvolgere anche l'Accademia in una riflessione sui controlli, perché guardate, una delle cifre del dibattito, e lo dico senza nessun tono polemico, è che spesso il confronto è stato un confronto mediato da posizioni differenti, spesso basate su interessi differenti o letture differenti. Mancava una riflessione in qualche misura sistemica. E la prima riflessione che mi viene in mente è che quando nel 2012, un po' frettolosamente,
è stata modificata la Costituzione. Dico un po' frettolosamente perché io rimango convinto che l'impatto successivo della costituzionalizzazione delle regole contenute negli articoli 81, 97 e 119 non era ben chiara in quel momento. La situazione era emergenziale, un po' come adesso, e l'impatto di quelle norme era in quel momento non nell'agenda complessiva, ma era una sorta di necessità di asseverare un trend che in qualche misura ci era imposto, che era quello della stabilità del debito sovrano, e quasi con una scelta forte il legislatore ha deciso di seguire quella strada, non è stata sottoposta, come sappiamo, ad alcun referendum, e posso dire tranquillamente nel silenzio anche dell'Accademia e dei costituzionalisti. Quella fu un momento particolare. Purtroppo però la scelta è quella di avere positivizzato delle norme, e mi riferisco soprattutto all'articolo 119, che è assolutamente in controtendenza rispetto a quello che era il trend evolutivo fino a quel momento, che era un trend tendenzialmente indirizzato alla valorizzazione delle autonomie regionali. Dopo la riforma del Titolo V nel 2001, che ha in realtà poi anche lì formalizzato uno sviluppo che già era nato prima con le riforme Bassanini, la scelta era quella, chiaramente, di creare una Repubblica delle Autonomie. La legge costituzionale del 2012 invece è chiaramente in ottica diametralmente contraria, perché il risultato finale è quello di un centralismo finanziario, né più e né meno. In un'ottica di federalismo di esecuzione che vede la centrale, diciamo, dell'impulso, secondo Carré di Malbert, dell'impulso del circuito elettrico a Bruxelles, è un sistema che inevitabilmente viene ad essere poi indirizzato, almeno dal punto di vista della stabilità dei conti, in una certa maniera. Questo in barba ovviamente a ogni spazio di autonomia, che però formalmente rimane in piedi, creando un sistema che è già destinato di per sé nel testo costituzionale ad andare in cortocircuito. Questa idea della preminenza dell'interesse finanziario è stata poi in qualche misura ribaltata sul chi è il giudice dei rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni in questo quadro. Evidentemente la scelta è stata quella di valorizzare il ruolo della Corte dei Conti. Valorizzare il ruolo della Corte dei Conti mutandone però, diciamo, in qualche misura l'anima più attenta all'aspetto, come vi posso dire, tutorio che aveva, e invece con una scelta, secondo me, non coerente con la tradizione e col sistema, diventandone più un aspetto di carattere monitorio. La Corte dei Conti, nella logica del DL 174 del 2012, ma anche in qualche misura nella legge di attuazione del titolo quinto, della riforma del 2012 a 243, non è più il tutore delle finanze locali, sono il guardiano dell'equilibrio finanziario. Questo però questa idea di funzione non è stata seguita da una logica ricostruzione del quadro normativo esistente in quest'ottica, perché rimangono in vita, se non addirittura vengono ripristinate, quelle che era il quadro organizzativo esistente. Al momento in cui nella stessa norma che prevede l'estensione
del giudizio di parifica alle regioni si inserisce o si innesta il controllo referto, si crea un cortocircuito. Perché il controllo referto fino a quel momento aveva una funzione ben precisa nella legge La Loggia. Era quella di aiutare le regioni nella loro attività. Ma il giudizio di parifica, così come costruito, basato sulla legalità finanziaria, non è un mero attività certativa in cui bisogna, diciamo, in qualche misura dare alle assemblee legislative regionali dati certi sui quali poi poter loro approvare la legge di bilancio. È qualcosa di più, perché là si va a verificare il rispetto degli equilibri finanziari. E non ci si può immaginare che nella stessa operazione io, scusate il modo un po' metaforico, ti do 2 sganassoni e poi ti dico comportati bene e vedi che fai così. Anche perché, è un modo di dire, scusate, era nel di più, perché non ha la relazione evidentemente è un monito per potrebbe essere un modo per l'esercizio successivo, perché quello che oggi è un monito diventa parametro di valutazione l'anno prossimo. Ma quello che è veramente, o potrebbe diventarlo. Ora, il vero nodo centrale però non è a dir vero sulla relazione o sulla parte referto. Il nodo è la natura del giudizio di parifica. È lì che si gioca la partita importante. Il giudizio di parifica è controllo o è giurisdizione? È qui che si è giocata, da osservatore esterno, una partita importante, perché la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato questo giudizio di parifica in termini di giurisdizionalità, arrivando a dire che esso manifesta una integrazione tra il 100 e il 103 della Costituzione. E lo ha fatto con una serie importante di decisioni. Si dice in particolare nella sentenza 189 del 2020. Il procedimento di parifica ascrivibile al novero dei controlli legali di legittimità e regolarità è la sede della situazione analoga a quella in cui si trova qualsiasi giudice ordinario o speciale, allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti ai quali deve giudicare le leggi che le concernono, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto al diritto oggettivo. È evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità non possa avere esito positivo. Ma ancora, nella sentenza 18 del 2019, l'accertamento effettuato nell'esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci fa stato tra le parti. Una volta decorsi i termini di impugnazione, quindi, a tutti gli effetti diventa una sentenza passata in giudicato. Dunque esercizio di giurisdizione. A dire il vero, il tema non è, anche se la soluzione, secondo me, un po' anche qui a volte apoliticamente affermata dalla Corte Costituzionale, non sempre, diciamo, attenta al quadro normativo, ma dico, questa è una valutazione chiaramente che mi sento di fare sulla base di un'analisi complessiva. Non è il nuovo, perché sulla natura giuridica e il giudizio di parificazione dello Stato si discute dagli anni 50. C'era la posizione che riteneva, quella, diciamo,
più tradizionale che riteneva il giudizio di parifica abbia natura mista, che in realtà era ancora controllo, che la veste giurisdizionale che viene poi dall'applicazione dell'articolo 40, attività contestiosa, serve sostanzialmente a dare appunto certezza e stabilità. E poi c'era invece chi già allora riteneva no, il valore della giurisdizione è invece qualificante. Dopodiché questo intervento della Corte Costituzionale negli ultimi 4 anni ha di fatto cambiato il quadro, perché ha svuotato di gran lunga di argomenti la tesi tradizionale e ormai noi ci dobbiamo trovare a confrontarci con un'idea di giurisdizione. Qual è il punto fondamentale? La prima, è giudicato. Ma in che senso? La delibera di parifica passa in giudicato, è un giudicato a tutti gli effetti. Perché e qui, diciamo, da qua derivano alcune conseguenze naturali. La prima conseguenza, dice la Corte Costituzionale, fa stato tra le parti, quindi il giudicato formale. È il giudicato sostanziale. Il giudicato formale non è impugnabile, almeno lo dice trascorsi i termini di impugnazione davanti alle sezioni riunite in particolare proposizione, quello è previsto, e poi quello sostanziale, cioè ha un effetto chiaramente tra le parti di Rebaud. Domanda: come si può allora ritenere coerente col giudicato, ma lo dico giudicato in questi termini, il giudizio di parifica con eccezioni? No, questa è una domanda. È una domanda che è il giudizio di parifica con eccezioni, perché di fatto, diciamo, noi immaginiamo un intervento, diciamo, che va ben al di là della stabilità. C'è una parte che va rivista. Ma ancora di più, chiaramente illegittima la prassi che è stata riscontrata in alcune sezioni regionali di situazioni in cui si parifica il bilancio, si parifica il rendiconto, il governo prima di andare ripresenta un nuovo rendiconto e riaprono la parifica, come è successo in Sicilia, sul medesimo oggetto. Cosa che ad esempio viene invece esclusa dall'Abruzzo, dove si ritiene che no, è un bis in idem. Però, come l'amico Guido Risosecchi mi ha attentamente ricordato, era stata ammessa nel 2011 per lo Stato. Avevano ripresentato di nuovo il rendiconto. Secondo problema: se effettivamente giurisdizione è rispettato il 111 o il sistema attuale può essere coerente con l'articolo 111 della Costituzione? E mi riferisco a 2 profili. Il primo è quello proprio della terzietà. E il secondo è quello della riserva di legge. Soprattutto quello della riserva di legge. È chiaro l'assenza di una chiara normazione, assenza che in qualche misura è stata deliberata. Perché se era giurisdizione non troviamo la norma nel codice della giustizia contabile? Perché quindi si parte dall'idea che era controllo. E controllo. Se mancano le norme, e non sono norme di poco conto, perché stiamo parlando effetti di giudicato, contraddittorio, ruolo delle parti, istruttoria, cioè si tratta di norme fondamentali in un processo di carattere giurisdizionale. Se invece siamo nell'ottica del controllo, un po'
basta anche la funzione importantissima di soft law che è stata fatta al centro, dalla Corte dei Conti, che in qualche modo con le linee guida ha cercato di uniformare, ma è assolutamente insufficiente se noi lo guardiamo nell'ottica della giurisdizione. Così come il recente pronuncia delle sezioni della Campania a proposito dell'applicazione in via analogica del giudizio di conto mi lascia un po' perplesso, perché a quanto mi hanno insegnato, l'analogia si fonda sulla ratio legis, almeno, e i giudizi hanno funzioni completamente diverse, a parte che potremmo discutere di applicare delle norme che sono già per scelta del testo unico del 34 collocate in due ambiti diversi. In più mettiamo anche che il tema avrebbe una connessione solo oggettiva e non funzionale, perché c'è un conto e allora va bene il giudizio di conto. Non mi sembra sufficiente, però dico in via problematica questo dimostra ulteriormente che bisogna decidere, e questi sono i luoghi fondamentali, cosa bisogna fare, cioè bisogna seguire la logica della Corte Costituzionale e dunque serve un intervento legislativo. Bisogna continuare nelle prassi che si sono costituite e quindi nella tradizione, nel configurare in senso, magari nuovo, però sempre necessitante di norme che lo regolano nell'ottica dei controlli, perché questo è il tema. Fino a questo momento che cosa possiamo fare? Allora, evidentemente, e qui è il mio contributo personale, io ho cercato, come mi hanno insegnato i miei maestri, di mettere ordine sistematico, per una ricostruzione di una fattispecie che certamente è una fattispecie complessa, anfibologica in tantissimi profili. E allora io ho detto, qual è lo scopo della parifica? E io ho detto, a mio modo di vedere, lo scopo della parifica è quella di rimuovere un vincolo esistente nell'ordinamento all'attività legislativa delle regioni, che devono rispettare i parametri finanziari e l'equilibrio. Ciò posto, ritengo, argomentando, chiaramente non è questo il tempo di farcelo, l'ho scritto, quindi, che sia un'attività afferente a una forma di volontaria giurisdizione di diritto pubblico, la chiamiamo così, in cui sostanzialmente abbiamo a questo punto garantiti l'ufficiosità, l'istruttoria fatta in questa maniera, l'interesse della parte, perché la parte è la regione, un ruolo del PM che a quel punto trova un suo equilibrio, perché chiaramente il pubblico ministero può eventualmente impugnare, ma è intervento necessario in quasi tutti i procedimenti carerari, anche di diritto civile. Evidentemente qui però c'è il problema, che nella volontà di giurisdizione non c'è giudicato. E lì, però, io continuo a sostenere che nella prassi, se c'è il giudicato formale, il giudicato sostanziale non riesco a vederlo, almeno nei modi e nei termini in cui si sono costruiti i giudizi attuali. Però, dico, questo indubbiamente è un profilo, perché anche ogni tesi ha un punto debole, ma in questo contesto generale evidentemente da dove lo si vede si trovano le criticità. Dunque, alla fine, se, e credo di essere rimasto nei tempi, se nel 2012 si è disegnato, come direbbe Huxley, a new brave world, ancora però gli effetti non sono stati percepiti dal legislatore.
lasciando alla prassi e al difficile confronto che avviene anche in ambito regionale la definizione di modelli di relazione tra un organo che in qualche misura è investito di una responsabilità. Arrivo a sostenere che poi in fondo, così come è andando il sistema, però in senso molto dubitativo, l'ausiliarietà della Corte dei Conti è verso la Corte Costituzionale, non verso le regioni. Sta diventando questo, diciamo, il risultato finale. E i consigli regionali, che poi giustamente poi devono trovare la quadra, perché se io, ed è uno dei classici casi, se io avvisto una posta e la lascio passare dicendo che è regolare, l'anno dopo, e il Consiglio regionale si adegua, l'anno dopo io posso sollevare la questione su quella posta? E creando, dici, ma perché gli effetti giudicato sostanziale è questo, perché creando tutto il problema per dire, ma come, scusa, tu l'anno prima, non è che c'è il giudicato implicito, se l'anno prima l'hai vista e mi hai detto che andava bene, l'anno dopo, e io mi sono adeguato, l'anno dopo, perché questo può diventare un buco di 400-500 milioni di euro che poi vanno trovati da qualche parte. Questo, in realtà, ma questa è una conclusione, non bisogna scomodare la giurisdizione per avere l'indipendenza. Se si vuole l'indipendenza si può fare anche nel controllo. Questo è, e io quindi in senso fortemente critico questa logica di giurisdizionalizzazione, almeno fino a quando non ci siano regole certe. Grazie, scusatemi. Allora, ringrazio molto il professor Ursi perché, come da mandato degli organizzatori, ha tratteggiato in questi pochi minuti nella sua relazione, ha fatto emergere, intanto ponendo dei punti di domanda, ha fatto emergere una serie di profili di criticità o di possibile criticità, come dire, alimentando il dibattito da par suo, perché sono sicuro che ha sollecitato sicuramente punti di vista diversi. E questo è esattamente quello che gli era stato chiesto. Esistono su questi temi, ne siamo consapevoli, ed è proprio per questo che ci confrontiamo in questa sede, punti di vista e sensibilità diverse. E il professor Ursi ci ha sollecitato questi punti di vista e queste sensibilità diverse. C'è un punto che vorrei, come dire, provare sempre dal punto di vista metodologico a mettere in evidenza, almeno secondo il mio convincimento. Io proverei a partire piuttosto che dalla testa, dalla coda del problema. Cioè la coda del problema, per come la vedo io, è, come dire, l'esigenza concreta. Come ci ha fatto vedere il professor Ursi, il giudizio di parifica o la parifica in generale, con la delibera di parificazione e il referto, la relazione sulla parifica, producono degli effetti, cioè si rivolgono, diciamo, hanno come obiettivo di produrre degli effetti. Questi effetti che produce soprattutto la delibera di parifica oggi sicuramente vincolano dei comportamenti della regione e del Consiglio regionale. Di questo, a mio avviso, dobbiamo prendere atto, cioè la parifica come delibera di parifica non è un suggerimento, uno stimolo all'autocorrezione. La parifica dice alla regione con chiarezza e vorrei dire con esigenza di certezza che il suo rendiconto è o non è regolare e segnala, come dire, non parificandolo, le poste ritenute irregolari, illegittime. Questo è quello che fa oggi la delibera di parifica e la regione rispetto a questa delibera deve
operare determinati comportamenti, non può, forse, deve adeguarsi, perché il principio di continuità degli esercizi finanziari impone necessariamente di adottare delle determinazioni conseguenti. Questo è il punto. Certo che formalmente il Consiglio regionale può approvare il rendiconto non parificato, ma tutto questo a cascata produrrà degli effetti sugli esercizi finanziari successivi e sugli atti successivi, con effetti poi che possono portare addirittura alla dichiarazione di incostituzionalità, come abbiamo visto, di leggi regionali non regolari. Allora, da questo bisogna partire. Se questo è vero, e ovviamente lo pongo all'attenzione di questo seminario, come valutiamo oggi tutto quello che ci ha raccontato il professor Ursi? Cioè, come costruiamo un sistema di parificazione dei rendiconti regionali che consenta alla regione di avere le garanzie, badate, non più rispetto a un'attività di stimolo all'autocorrezione, ma le garanzie rispetto a un'attività che la vincola ad adottare dei comportamenti obbligatori. Questo è il punto. Allora, il professor Ursi ci fa vedere che c'è in realtà una prospettiva, che è la prospettiva, io la voglio guardare sempre dalla parte concreta, non di ricostruire teoricamente il controllo come giurisdizione, ma di innestare le garanzie della giurisdizione su una funzione di controllo. Questa funzione di controllo, per poter garantire la regione, il controllato, da quali garanzie deve essere innestata? E qui evidentemente, capite bene, le garanzie della giurisdizione, della funzione giurisdizionale, sono una strada maestra da esplorare. Possiamo costruire la procedura dell'esercizio di questa funzione in modo tale da assicurare le garanzie dell'esercizio di una funzione giurisdizionale? Non la dobbiamo per forza qualificare, non ci interessa, vorrei dire, qualificarla come giurisdizione, ma forse possiamo innestare su quella funzione di controllo le garanzie della giurisdizione. E le garanzie della giurisdizione per la regione forse sarebbero garanzie di certezza, di imparzialità, terzietà, di poter contare su un rito che non cambia da regione a regione o non cambia rispetto alle sensibilità dei singoli presidenti delle singole sezioni regionali, che ci dà certezze riguardo agli effetti, quando e cosa può fare la regione dopo che una delibera o quando lo può fare, come vedremo. Ma insomma, tutto questo è nel dibattito. Ascoltiamo adesso le sensibilità delle consigliere della Corte dei Conti. La prossima relatrice è la consigliera Elisabetta Locci. Presidente, mi perdoni, scusi, della sezione regionale di controllo del Veneto, a cui cedo la parola. Grazie. Io la ringrazio, premetto, si capisce subito dall'accento, di venire da una regione ad autonomia speciale che nelle disposizioni di attuazione dello Statuto aveva previsto appunto il giudizio di parifica. Per cui... ma non... Come faccio? Si sente? Ok. Allora, dicevo, provengo si capisce chiaramente da una regione ad autonomia speciale che nelle disposizioni di attuazione dello Statuto aveva previsto il giudizio di parificazione, quindi nell'esercizio della sua autonomia. È un giudizio particolare, noi lo chiamiamo giudizio di parificazione, però teniamo conto di una cosa. È un giudizio che riguarda innanzitutto un rendiconto che viene predisposto dal governo della regione. La parifica si colloca in una fase intermedia e valuta quanto fatto dall'organo esecutivo per fornire un supporto conoscitivo all'Assemblea. Quindi mi si dice non può essere un giudizio in senso proprio, così come noi concepiamo un giudizio civile, perché le parti o le asserite parti del giudizio di parifica sono, da un lato,
la regione, o meglio il rendiconto della regione, dall'altro il pubblico ministero che non è nella sua veste solita, perché non stiamo parlando di un giudizio di responsabilità in cui abbiamo un responsabile, abbiamo un danno all'erario. È una fase che potremmo definire interinale, perché poi il portato della delibera della Corte e dell'annessa relazione viene trasmessa al Consiglio regionale, che lo fa proprio con legge. Quindi se di giudicato vogliamo parlare, diciamo che la giustiziabilità della delibera di parifica è uno strumento che è stato offerto in più anche a seguito delle pronunce delle nostre sezioni riunite, nel caso in cui ci siano degli aspetti che il governo regionale ritiene non conformi o non confacenti a quella che era la sua intenzione, oppure ritiene legittimi o non contrari ai principi dell'equilibrio di bilancio. Ma questo cosa comporta? Che poi, diciamo, l'Assemblea regionale con la legge, a mio avviso, può recepire o non recepire quello che è stato deliberato. E a questo punto invece io ritengo fondamentale una pronuncia che è del 2014 della Corte Costituzionale, se non ricordo male la 39, che aveva sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della... sì, è la 39, sì, mi confermate, sì. Nella parte in cui prevedeva, diciamo, l'aspetto sanzionatorio della norma nei confronti della regione. Ma questo è ovvio, stiamo parlando di un organo che ha una potestà legislativa. La Corte dei Conti rimane sempre come corpo magistratuale soggetto alla legge. Quindi non puoi far sì che la tua delibera si imponga o costringa il legislatore regionale ad agire di conseguenza. Siamo fuori da questo, a mio avviso. Cioè l'Assemblea legislativa regionale rimane nella piena discrezionalità di recepire o non recepire quello che viene fatto o quello che viene deliberato. Poi la Corte Costituzionale, mi si dice, ha detto, io rimango più fedele alle pronunce della Corte Costituzionale, che avevano identificato l'attività della Corte in sede di parifica, diciamo nella Regione Sardegna questo è ben noto da tempo, come attività paragiurisdizionale. E ci siamo, perfetto, è perfetto. Perché questo? Perché comunque non dobbiamo confondere i due aspetti del giudizio di parifica, perché noi abbiamo una delibera che è un controllo sull'aspetto finanziario del conto, in cui praticamente gli elementi che vengono in rilievo sono sostanzialmente tre, che sono praticamente l'avanzo d'amministrazione, la valutazione della gestione dell'anno e l'indebitamento futuro. E questo deve essere letto però in correlazione con quello che è stato il percorso normativo della Regione nell'esercizio, perché abbiamo delle spese che vengono riportate nel rendiconto che trovano una giustificazione a monte nelle leggi di spesa. Abbiamo delle poste che sono allocate nel rendiconto ma che devono corrispondere a quelle che sono inserite nel bilancio di previsione. In tutto questo, diciamo che la valutazione di questi tre aspetti non si muove solo in modo stringente sulla base di valutazioni che sono estranee a quello che è stato fatto dalla Regione, ma si muove in una logica anche di conformità al bilancio di previsione, di conformità o di esistenza della copertura finanziaria per una legge di spesa. Però rimane quello che è l'autonomia della Regione ed è una che può giustificare anche un discostarsi dal deliberato della Corte, anche perché poi è previsto un controllo sul rendiconto, quindi un controllo consuntivo in cui possono essere ulteriormente valutate dalla Corte col sistema del referto le misure adottate o non adottate per adeguarsi a quelli che sono i suggerimenti, se vogliamo dire, fatti nella relazione allegata alla delibera di parifica. Questo per dire che secondo me nei confronti della Regione il giudizio di parificazione non può che mantenere una funzione che è collaborativa,
Funzione collaborativa che peraltro è riconosciuta anche in sede centrale dalle varie deliberazioni che sono state fatte dalla sezione delle autonomie. Diciamo che da noi, come in tutte le magistrature, questa è una mia considerazione personale, ci possono essere delle visioni diverse, ma questo accade anche all'interno della stessa Cassazione, cioè accade ovunque, e non deve essere confusa quella che può essere, diciamo, una patologia con la fisiologia. Nei rapporti normali, io poi qui mi ritengo abbastanza fortunata perché abbiamo un rapporto con la Regione che è di leale collaborazione e di reciproca stima, cioè, e quindi non abbiamo problemi di questo tipo. Però, ripeto, non bisogna confondere quella che è la fisiologia con la patologia. Anche adesso, se vogliamo fare il punto con lo stato dell'arte, possiamo dire che la parifica è vero che ha dei problemi di natura procedimentale, nel senso che non ha una regolamentazione precisa della procedura. Gli interventi che ci sono stati da parte delle sezioni riunite sono stati diretti a consentire un contraddittorio con l'amministrazione, però io dico amministrazione e governo, teniamo distinte le due cose, amministrazione e governo, sia nel corso dell'istruttoria sia poi in sede di parifica. Per garantire questa partecipazione ulteriore in sede di giudizio di parifica si è usato il modello del processo. Modello del processo che, ripeto, però secondo me può essere utilizzato ai fini di alcune garanzie, ma non può corrispondere al modello del processo standard a cui siamo abituati noi, perché mancano le parti in senso proprio, manca un giudizio che è qui su un atto in senso proprio. Ne può essere però, a mio avviso, rapportato al giudizio sul conto. Il giudizio sul conto, che è regolamentato, vede una gestione precisa con una gestione materiale di denaro o di materia, e vede un incaricato della gestione e vede anche un risultato di quella gestione che non è un risultato generale di allocazione di risorse, di spendite, eccetera, ma è proprio un ammanco, ci potrebbe essere un ammanco, quindi una perdita per l'amministrazione. Stiamo parlando di due piani completamente diversi. Questo per quello che riguarda la parifica. In realtà io volevo fare un po' il punto su tutto il ciclo dei controlli, perché si è già detto praticamente che dell'assunzione in Costituzione dei nuovi principi sul bilancio e della centralità del bilancio come bene pubblico, come diciamo si è creata in effetti in via giurisprudenziale un vero e proprio diritto costituzionale, con tutti i corollari e diciamo anche con l'indicazione di quelle che sono le modalità di attuazione del principio, cioè non ci si è fermati in Corte Costituzionale, questo è vero, a delineare quali fossero gli aspetti generali, ma si è scesi nel concreto anche a dire come devono essere considerate determinate spese, quale il regime le spese pluriennali devono avere, eccetera. In tutto questo abbiamo un ciclo dei controlli vero e proprio che è stato affidato alla Corte dei Conti. Ma diciamo che il giudizio di parifica in realtà rappresenta un punto d'arrivo, un punto di partenza di questi controlli, però i controlli ci sono e accompagnano la Regione in tutte quelle attività che in un modo o nell'altro, e vedo, possono incidere sugli equilibri di bilancio, ma secondo me che assistono la Regione in alcune decisioni fondamentali. E mi riferisco al controllo sui bilanci preventivi, in cui ovviamente viene valutata l'allocazione delle poste in bilancio e la previsione delle spese, al controllo sui bilanci successivi, sul bilancio successivo in cui appunto che si colloca dopo la parifica, al controllo sulla copertura delle leggi di spesa e degli oneri finanziari conseguenti. Diciamo che sia il controllo sul bilancio preventivo che quello sulla copertura delle spese dovrebbero poi convogliare nel giudizio di parifica. Il discorso che facevo prima, cioè il giudizio di parifica in realtà non si basa semplicemente sulla
è uno degli aspetti principali sul controllo dell'equilibrio, ma è un condensato di tutta l'attività che la Regione ha svolto nel corso dell'anno. E la ciclicità di questi controlli fa sì che praticamente, a mio parere, la Regione venga accompagnata. È un assilio che riceve, anche perché l'Assemblea legislativa regionale diciamo che può avere o può non avere, non sempre è detto che li abbia, delle professionalità in grado di addentrarsi in una materia che comunque è molto tecnica, come quella della copertura delle leggi di spesa. È vero che i controlli finanziari diventano indispensabili in situazioni come questa, però non dimentichiamoci, si è tanto detto sul bilancio come bene pubblico, come centro dell'interesse costituzionale. Non dimentichiamo che l'Italia viene da un periodo veramente in cui l'indebitamento ha assunto delle soglie quasi insostenibili. Non dimentichiamoci che noi siamo di passaggio e che quindi dovremmo assicurare, questo è un principio che ha espresso sempre la Corte Costituzionale e che io ritengo sia giusto osservare, dobbiamo garantire che chi ci seguirà, quindi i nostri discendenti, abbiano la possibilità di vivere non soffocati dai debiti che abbiamo creato noi. Detto questo, diciamo che la centralità della Corte dei Conti, in quanto assicura un controllo neutro, che tale dovrebbe essere, in quanto assicura nei confronti della Regione un controllo che per me rimane collaborativo e non potrebbe essere altrimenti, perché se io dico che una legge, io Corte dei Conti dico che una legge regionale non è conforme ai principi della Costituzione, mi sto sostituendo alla Corte Costituzionale. Se io dico che quella legge regionale non può essere adottata, mi sto sostituendo al legislatore. Non è questo il mio compito, perché io rimango la magistratura soggetta alla legge. E la legge regionale è legge. Comunque, riprendendo questo, a me era stato chiesto di fare anche un focus in particolare sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Sarò brevissima perché non so se ho ancora del tempo a disposizione. Sì. Almeno 7-8 minuti. Sto parlando veloce per recuperare tempo. Allora, anche qui perché nasce il problema? Nasce il problema, la legislazione è sempre la stessa. Abbiamo la legge costituzionale numero 1 del 2012 e il decreto legislativo 174 del 2012. Qui c'è stata una innovazione in una dizione letterale di quello che prima era il comma 4 dell'articolo 81, che poi è diventato il comma 3. E la dizione usata dal legislatore costituzionale in realtà è ben più incisiva, perché prima diceva che ogni legge che comporta nuovi oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. Invece ora dice provvede ai mezzi per farvi fronte, quindi così dando un chiaro input e un diktat per la formulazione delle leggi. Anche qui è intervenuta la Corte Costituzionale, che già prima del mutamento della dizione dell'articolo 81 aveva già detto che la copertura delle leggi deve essere chiara, certa e non irrazionale. Più di recente, sempre il giudice costituzionale ha precisato che copertura delle spese ed equilibrio di bilancio sono due facce della stessa medaglia. Questo concetto è stato ulteriormente specificato dalle nostre sezioni delle autonomie, che hanno ulteriormente specificato che in realtà si collocano su due aspetti temporali diversi, perché praticamente la copertura delle leggi di spesa interviene ex ante, quindi è idonea poi o deve essere valutata poi successivamente ai fini dell'equilibrio del bilancio. Nel concreto, e qui scendiamo su un piano che forse può essere più utile ai consigli regionali, si pone il problema di come può essere fatta questa copertura e soprattutto, che è l'aspetto dolente, stando a quanto viene fuori dall'esame delle pronunce delle sezioni di controllo, sulla quantificazione degli oneri, che è l'aspetto
che giustifica in effetti la copertura. Per quanto riguarda la copertura, abbiamo delle disposizioni normative che chiaramente indicano come la copertura deve essere fatta e sono abbastanza precise. Abbiamo l'articolo 17 che ribadisce quello che è praticamente il dettato dell'articolo della Costituzione e precisa che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente per ciascun anno e per ogni intervento da esso previsto la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa. Qui abbiamo due possibilità diverse. Abbiamo una legge che istituisce, io sto scendendo molto sul pratico, spero sia utile. Allora, qui abbiamo due possibilità praticamente per l'istituzione di una nuova spesa. Quando viene istituita una nuova spesa si può indicare nella legge o viene autorizzata lo stanziamento di bilancio. Questo costituisce il limite, quello che la legge chiama il limite massimo di spesa, ossia il tetto di spesa, oltre il quale non si può andare. Abbiamo invece una previsione di spesa che è normalmente ricollegata dalle pronunce della Corte a delle spese che sono indifferibili o delle spese collegate a loro volta a dei diritti soggettivi. Si pensi per esempio alle spese sanitarie. In questo caso, per la previsione di spesa, il legislatore ha prestato però un meccanismo che è contenuto sempre all'articolo 17 nei commi successivi per la compensazione di eventuali effetti negativi, ossia quando la previsione di spesa si presenta insufficiente in corso di esercizio. In linea generale si può dire che laddove vengano previste nuove spese, la copertura deve essere assicurata dalla legge. L'attenzione per valutare la copertura si sposta sulla relazione che deve essere allegata alla legge di spesa che concerne la quantificazione degli oneri. E qui in effetti, a leggere sempre le pronunce della Corte, si ravvisano quelli che sono i punti più critici, perché mancano in genere, è stata rilevata la mancanza di relazioni tecniche esaustive. Cioè normalmente si fa la copertura delle leggi di spesa riferendosi anche a clausole generali, si farà fronte alla copertura della spesa con le minori entrate, con le maggiori entrate, con le minori spese, con lo stanziamento di bilancio, eccetera. Questi aspetti sono stati ritenuti non sufficienti a giustificare la copertura, perché in realtà la copertura dovrebbe trovare una reale possibilità all'interno dello stanziamento di bilancio, per cui se io Regione nell'adottare una legge di spesa dico trova copertura nel stanziamento, devo indicare il capitolo, devo valutare quanto c'è in quel capitolo e devo dire quanto mi costerà questa legge, quanto mi rimarrà. Altrimenti tutto questo va a discapito della chiarezza dell'imputazione della spesa. Altro aspetto dolente è quello della clausola di invarianza finanziaria, che viene praticamente ripetuta normalmente come clausola di stile. Cioè normalmente si legge, viene effettuata una nuova, viene disposta una nuova spesa senza oneri. La spesa non comporta oneri, o la legge istitutiva di un servizio, dice no, senza oneri per la finanza. Anche questo non è sufficiente dire che non ci saranno oneri, ma occorrerebbe fornire nella relazione tecnica i parametri di valutazione e allegare i documenti esplicativi. A questo punto qual è il suggerimento che può darsi nel concreto? È che praticamente l'apparato regionale si doti di personale che sia idoneo a valutare quelli che possono essere gli effetti economici di una disposizione e anche a ricostruire da un punto di vista di posta di bilancio dove andrà a incidere quella disposizione.
ripeto, diciamo che tutte quelle clausole come il rinvio delle risorse in essere, io sono ossessionata dal tempo, perché non vorrei... Le dico perché nel pomeriggio ci sarà una relazione proprio su questi aspetti da parte delle amministrazioni dei consigli regionali. Perfetto, quindi perché penso che è proprio la doppia voce va che bene, è sì, la perché volentieri. no, perché diciamo dal punto di vista nostro qual è il nostro scopo nel fare il referto sulla copertura delle leggi, quello di chiaramente indicare laddove ci possano essere criticità o dove la copertura non è pienamente assicurata, ma per fare questo ovviamente abbiamo bisogno degli strumenti che ce lo possano far rilevare, e quindi l'aspetto veramente fondamentale è la relazione tecnica e la documentazione allegata alla relazione tecnica. E poi diciamo, io ho predisposto anche un intervento scritto, diciamo che qui la Corte Costituzionale si è lo stesso profusa in numerose pronunce in cui ha indicato i criteri con cui si può far fronte o con cui deve essere effettuata la copertura finanziaria. E la stessa Corte Costituzionale ha posto a sua volta l'accento sull'importanza veramente fondamentale delle relazioni sulle leggi di spesa. Ne posso citare qualcuna, ma ripeto, preferisco rimandare all'intervento scritto. Qualche cosa, diciamo che più o meno l'inquadramento delle leggi c'è. Io avevo modo nel dibattito poi di riprendere la parola, per cui io per il momento avrei concluso. Mi riservo poi in sede di dibattito di reintervenire o di ulteriormente precisare alcune cose. Allora, io ringrazio moltissimo la Presidente Locci perché anche lei ha interpretato alla grande, mi consenta, il compito che le era stato affidato, che è esattamente quello che volevamo, cioè abbiamo ascoltato da lei il punto di vista, vorrei dire la sensibilità del Presidente di una sezione regionale di controllo, che ci ha raccontato come vive lei, come vive la sua sezione, come guarda la sua funzione e come la esercita. E qui mi permetto di sottolineare due cose che mi sembrano interessantissime, anche per me come studioso. La prima è nel dibattito. La Presidente Locci ci ha confessato di intendere la funzione di controllo che esercita come una funzione di collaborazione nei confronti del suo interlocutore. Regione. Certo, della regione, col suo interlocutore. Bene. Questo è molto importante perché ci dice come l'istituzione vive la sua funzione e ci ha richiamato un paradigma che tutti noi conosciamo, che era il paradigma che è scolpito nella sentenza 39 del 2014, no? Con quella declaratoria di incostituzionalità del comma 7 dell'articolo 1, dove si prevede, il legislatore aveva previsto le conseguenze coercitive del, diciamo, esito negativo dei controlli di legittimità e regolarità. Ora, su questo poi ragioneremo, nel senso che, a mio parere, dopo quella sentenza è l'estremo tentativo di salvare il paradigma precedente, ma la giurisprudenza costituzionale successiva, almeno fino ad oggi, poi il presidente Buscema, che interverrà domani, ci potrà dire quali possono essere le prognosi future, ma la giurisprudenza costituzionale successiva al 2014, a mio parere, ci consegna un paradigma molto diverso di come quei controlli di regolarità, quantomeno negli esiti e negli effetti. Però, come dire, noi prendiamo atto, ed è importantissimo aver ascoltato il suo punto di vista, che la Presidente di una sezione regionale di controllo interpreta oggi, 2021, la sua funzione in quel senso e con quel paradigma, perché il diritto è fatto anche proprio dalle istituzioni che vivono le funzioni. Molto bene. Il secondo elemento interessante
che vorrei sottolineare e lasciare poi al dibattito e consegnare al dibattito è come la Presidente Locci ci ha ricostruito sinteticamente il ciclo integrato dei controlli sulle regioni, dei controlli in particolare sulla legittimità e regolarità finanziaria degli atti delle regioni, e ci ha detto testualmente che questi controlli, tra cui anche quello sulle coperture, hanno poi come punto di caduta e come punto di chiusura la delibera di parifica del rendiconto annuale di esercizio. E anche questo ci dà una chiave di lettura di un sistema integrato di controlli che ha poi il suo baricentro, il suo punto di chiusura e anche il suo punto di apertura, mi vorrebbe da dire, col referto e con la relazione di accompagnamento per il ciclo dell'esercizio successivo. E questo anche mi sembra un elemento da consegnare al dibattito, nel senso che ci costringe a vedere unitariamente il sistema dei controlli e a guardare alla parifica come l'elemento che li tiene insieme e in qualche modo ne costituisce il compimento. L'ultima notazione, ma questo verrà evidenziato a mio avviso, emergerà nel dibattito invece del pomeriggio, nella seconda parte di questa sessione, la specifica relazione sulle coperture finanziarie, perché non è un caso che i consigli regionali, i segretari dei consigli regionali abbiano predisposto una relazione oggi pomeriggio e un intervento proprio su questo tema, e questo farà emergere proprio le due voci a confronto. Quindi nel dibattito verosimilmente potremo ragionare anche di questi accorgimenti, di queste criticità, di questi suggerimenti sulle migliori modalità per costruire le tecniche di copertura della spesa nelle leggi. E qui è vero che sono le giunte gli interlocutori, ma i consigli regionali vivono questo tema in un modo, diciamo, piuttosto problematico e quotidiano, come ci verrà esplicitato oggi pomeriggio. Allora, a questo punto siamo perfettamente nei tempi. Passerei la parola all'ultima relatrice, la consigliere Stefania Fusaro, consigliera della sezione autonomie della Corte dei Conti. Prego, a lei la parola per la sua relazione. Grazie professore, e innanzitutto rivolgo un cordiale saluto all'autorità, al Presidente della Corte dei Conti, al giudice costituzionale Presidente Buscema e a tutti i partecipanti a questo seminario. Sono particolarmente lieta di essere in questa bella sala veneziana e ricordo che Venezia, per chi ha un po' di conoscenza della pubblicistica in materia, era la Serenissima, diciamo prediligeva molto i controlli, tant'è che all'epoca erano tantissimi, alla fine incrociati e a volte forse non così efficaci. Perché io credo che il fil rouge che connota questo seminario è il problema dell'efficacia dei controlli. Nel tempo siamo passati da controlli cosiddetti collaborativi della Corte dei Conti a controlli sulla legalità finanziaria per gli stringenti impegni nei confronti dell'Unione Europea e anche per comportamenti non virtuosi, diciamolo, degli enti. L'argomento che mi è stato assegnato, premetto all'inizio che sono completamente d'accordo con l'impostazione che ha dato la Presidente Locci. L'argomento che mi è stato assegnato attiene alla funzione di coordinamento della sezione delle autonomie, con particolare riguardo all'emanazione delle linee guida, previste sempre dal DL 174/2012. Anticipo che nell'incipit dell'intervento, al fine di meglio evidenziare il ruolo ordinamentale spettato alla sezione, che forse non è così conosciuta come le sezioni regionali di controllo, illustrerò molto rapidamente come la modifica della composizione del collegio deliberante intervenuta nel 2003 abbia portato a coerenza la struttura della sezione con le funzioni esercitate. E questo non è un fuor d'opera rispetto al nostro argomento, perché come vedremo, la sezione dell'autonomia ha questa peculiarità per cui è espressione delle sezioni regionali, una sezione centrale espressione delle sezioni regionali di controllo. Molto brevemente accennerò alle principali funzioni che svolge la sezione di referto e di coordinamento, che sono appunto attribuite alla competenza funzionale della sezione, e poi con riferimento alla funzione di coordinamento farò un breve cenno
alle linee guida emanate con riguardo ai controlli di regolarità per le relazioni al Collegio dei Revisori dei Conti delle Regioni, delle Province Autonome, con riferimento ai controlli di regolarità e legittimità sui bilanci preventivi e sui rendiconti delle regioni, e qui dico che subito sarà un cenno, ed è importantissima appunto la sentenza della Corte Costituzionale che è stata citata da tutti i relatori, la 39/2014, all'epoca era l'attuale Presidente Mattarella fu il redattore, e a mio avviso quella sentenza, proprio perché individua il meccanismo della costituzionalità delle leggi regionali attribuito solo alla Corte Costituzionale, alla fine può essere una chiusura del sistema proprio in relazione al giudizio di parifica, che rispetto agli altri controlli è comunque diverso, perché riprende la parifica del rendiconto generale dello Stato. E mentre i controlli di cui parliamo adesso, in particolare quelli finanziari, che sono dettati dall'articolo 1, commi 3 e 4 del DL 174, e poi vedremo invece quelli molto più pacifici, che sono quelli dell'articolo 1, comma 6, cioè sulle relazioni che la sezione autonomia, le linee guida per le relazioni dei Presidenti di Regione, perché sono controlli sostanzialmente per tutti collaborativi. Vedremo qui. Però io ho fatto un piccolo report velocissimo sugli esiti delle relazioni dell'ultimo triennio, come questi controlli collaborativi, qual è il problema? Scontano non sempre l'adesione spontanea del controllato a migliorare la propria organizzazione e la propria situazione finanziaria. In questo senso ritengo che le sentenze della Corte Costituzionale, nell'evoluzione più recente sul bilancio bene pubblico e tutte quelle enucleazioni di principi che tutti conosciamo, abbiano dato comunque siano di importanza fondamentale anche per un comportamento più virtuoso degli enti. Ecco, appunto, la mia relazione si focalizzerà sui controlli interni, Presidente Regioni, e farò questo piccolo feedback sulle relazioni, le ultime 3 anni che ho potuto vedere. Piccolo cenno sul ruolo ordinamentale della sezione delle autonomie. Nel contesto delle funzioni di controllo, che l'articolo 100 della Costituzione, che ricordiamo è sempre una Grundnorm per i controlli, attribuisce alla Corte dei Conti, il ruolo assegnato alla sezione delle autonomie, che appunto è una sezione centrale, è quello di offrire un ausilio ai diversi livelli territoriali di governo, svolgendo attività di referto e di coordinamento del sistema delle autonomie. A tal proposito richiamo brevemente l'articolo 9 del regolamento dell'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte. Voi sapete che la Corte ha un potere regolamentare autonomo, che è ben utilizzato. Questo articolo 9 dice che ai fini del coordinamento della finanza pubblica la sezione delle autonomie, espressione delle sezioni regionali di controllo, riferisce al Parlamento sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni in relazione ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e anche sulla base dell'attività svolta dalle sezioni regionali. La stessa disposizione prevede che la sezione delle autonomie esamina ai fini del coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a più sezioni. Brevemente, proprio per questo ruolo che è stato dato alla sezione delle autonomie, che all'inizio nasce da una trasformazione della sezione enti locali, con la delibera 14/2000 delle sezioni riunite in sede deliberante, nel 2003 cambia la struttura, questa struttura centrale ma che tiene conto dei territori, quindi una sintesi del centro con i territori, mentre nella primigenia organizzazione era presieduta da un presidente di sezione e composto da magistrati assegnati al Consiglio di Presidenza, adesso dal 2003 e a tutt'oggi è presieduta dal Presidente della Corte dei Conti, è composta da 2 presidenti di sezione, uno che segue la funzione di referto, l'altro un presidente che segue la funzione di coordinamento, nonché dai magistrati assegnati alla sezione e soprattutto da tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo. Questo significa che quando la sezione autonomie adotta delle deliberazioni, in questa composizione composita allargata a tutti i presidenti delle sezioni regionali di controllo, in definitiva, in base a questa struttura ontologica della sezione, quale espressione delle sezioni regionali,
questo raccordo con le sezioni regionali diventa una sorta di coordinamento-autocoordinamento. Esolo ovviamente da questa relazione, che deve essere il più breve possibile, illustra l'attività di referto che fa la sezione delle autonomie. Un piccolo breve cenno esplicativo per evidenziare che qui siamo totalmente nella funzione di ausiliarità, come più volte evidenziato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Questa funzione è esercitata in base all'articolo 7,7 della legge 131/2003 e offre, cosa intende offrire, perché è anche collegata con la funzione di coordinamento, elementi omogenei su tutte le realtà territoriali che compongono il Paese, sui principali indicatori della salute finanziaria, economica e patrimoniale degli enti, in funzione sempre della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. I referti sulla finanza regionale sono anche declinati con specifici approfondimenti. Ad esempio, nel 2021 c'è stato un referto sugli organismi partecipati. Presuppone nell'elaborazione del referto l'elaborazione di dati acquisiti attraverso i sistemi gestionali implementati dagli enti e gestiti dalla sezione autonomia in collaborazione col MEF. In particolare, i dati provenienti da BIDAP, che acquisiscono i rendiconti degli enti territoriali secondo gli schemi armonizzati, e in questo caso la sezione partecipa anche al comitato di governo BIDAP in modo da valutare e implementare i controlli bloccanti o non bloccanti da inserire nella banca dati, proprio per rendere sempre più coerente questa visione con la realtà dei dati finanziari. Passando all'attività un'ultima cosa, il controllo referto valorizza appunto anche le analisi delle sezioni regionali e effettua questa valutazione in ordine al più generale funzionamento del sistema di finanza pubblica territoriale anche a supporto dell'analisi di politica economica. Naturalmente è svolta nei confronti del Parlamento, e in questo ruolo la sezione appunto esamina anche l'evoluzione dei processi di raccordo fra lo Stato e l'autonomia territoriale. Molto recentemente, a fine di ottobre, c'è stata un'audizione della sezione proprio su attuazione del federalismo fiscale e prospettive del Piano Nazionale di Resilienza. Cioè, questa è una valutazione che la sezione dà sulle intere realtà territoriali. Passiamo alla funzione consultiva e nomofilattica, anche questa importante, è prevista sempre dal DL 174, è svolta dalla sezione al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo consultiva e per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza. Ci sono delibere di orientamento alla quale le sezioni regionali si conformano. Giova ricordare che una recente novella legislativa ha riconosciuto anche alle associazioni rappresentative degli enti territoriali la legittimazione a rivolgere direttamente alla sezione delle autonomie richieste di parere in materia di contabilità pubblica. Questo vale anche per la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative. Vediamo pochi cenni, prima di parlare del focus della relazione, che sono le relazioni dei Presidenti Regioni sui controlli interni. Un piccolo cenno proprio, ritornando sulle argomentazioni che avevamo ascoltato prima, sui controlli previsti dall'articolo 1,34 del DL 174 sui bilanci della Regione, previsione e rendiconto. Per il vero, anche tutta la costruzione fatta dalla Corte Costituzionale bisogna dire che riguarda gli enti locali e riguarda gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, quindi quella valutazione sulla legalità costituzionale e finanziaria riguarda quegli enti. Perché? Perché solo il sindacato sui bilanci degli enti locali 148 bis TUEL e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il richiamato articolo 1,7 del DL 174, fa sorgere in capo all'ente controllato un obbligo cogente di adottare provvedimenti di modificazione del bilancio necessari per la rimozione della irregolarità e il ripristino degli equilibri, con un'evidente limitazione dell'autonomia degli enti. Qui ritorno alle osservazioni che faceva la Presidente Locci. Parentesi, proprio con riferimento alla costruzione delle pronunce della sezione regionale di controllo come pronunce di accertamento, giustiziabili sappiamo, e interdittive della spesa,
In una recente sentenza della Corte Costituzionale, numero 157/2020, sono state ritenute ammissibili, pur nel merito rigettandole, le questioni di costituzionalità sollevate da una sezione regionale di controllo nell'ambito del procedimento di controllo del bilancio di un'azienda sanitaria. Però, ripeto, questa è un'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che a mio avviso riguarda gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Perché? Perché appunto la famosa sentenza Mattarella, del Presidente Mattarella, 39/2014, a mio avviso non è superata, perché quella sentenza ha ricercato un punto di equilibrio molto difficile tra effetti dei controlli esterni e autonomia delle regioni a statuto speciale e ordinario. In tale decisione, consentitemi, sarò brevissima poi per il resto, di richiamarvi i principi, il giudice della legge, nell'affermare che i controlli previsti, questi sui bilanci e rendiconti delle regioni del DL 174, non implicano alcuna coercizione dell'attività dell'ente sottoposto a controllo, parliamo delle regioni, e quindi danno luogo a una forma di controllo in natura collaborativa, termine adesso poco diciamo non piace, però insomma esiste nel controllo, esiste. La stessa sentenza appunto in questa logica ha scrutinato negativamente il comma 7 dell'articolo 1 del 174 che faceva discendere da parte delle regioni dalla mancata adozione delle misure atte a eliminare le irregolarità nei bilanci preventivi un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in materia di programmi di spesa. Cosa ci dice la illuminata sentenza del 39/2014? Ci dice che la funzione di controllo della Corte dei Conti, che è una magistratura nelle sue articolazioni di giurisdizione e controllo, trova un limite, per quanto riguarda le regioni, solo le regioni, trova un limite nell'esercizio della potestà legislativa dei consigli regionali, che in base all'assetto dei poteri stabiliti dalla Costituzione l'esercito in piena autonomia politica senza che altri organi istituzionali ad essi estranei possano vincolarla, fatto salvo il profilo del sindacato costituzionale delle leggi regionali, che però è devoluto alla Corte Costituzionale. In proposito, la sentenza 39/2014 ha affermato che quella tipologia di disposizione introduceva alla fine non un controllo di una magistratura, ma una forma di controllo di legittimità costituzionale sulle leggi regionali, cosa che non può essere in base al nostro ordinamento. Proprio in relazione alla violazione del 134 Costituzione, anche se l'impugnativa veniva dalle regioni a statuto speciale, perché era Friuli, Provincia Autonoma di Trento, forse Sardegna, se non ricordo male, il giudice delle leggi dice: questa mia declaratoria di incostituzionalità vale per tutti, regioni ordinarie, statuto speciale e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Quindi questo, a mio avviso, la cornice. Molto velocemente, ovviamente la sezione delle autonomie cosa fa? In base ai controlli previsti al 174 emana delle linee guida che, per le regioni, per le sezioni regionali e per i controlli che devono fare le amministrazioni. Cosa servono queste linee guida? Servono a omogeneizzare i controlli, perché poi, come vedremo anche per i controlli interni, l'Italia è un po' a macchia di leopardo. Abbiamo troppe differenze e qui bisognerebbe inserire delle best practice anche autoregolamentate per cercare di fare una roadmap dei controlli utili per una sana gestione economica finanziaria a beneficio dei cittadini. Ecco, velocissimamente due cose. Nella delibera 6/2021 che riguarda la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sui rendiconti 2020 delle regioni, si è rilevato che l'archetipo di tale controllo si attua attraverso uno stretto raccordo fra gli organi di revisione della Corte dei Conti. Qui è molto importante la disciplina del 118/2011 che prevede che l'obbligo dei revisori di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria e economica della regione. La sezione ha osservato, perché non c'è mi pare in tutte le regioni, mi sembra di ricordare, che l'istituzione dell'organo di revisione disposta in ambito regionale dall'articolo 14,1 del decreto legge 132/2011 attua un collegamento fra controlli interni ed esterni secondo modalità che garantiscono l'autonomia costituzionale delle regioni, attribuendo alla Corte dei Conti, organo dello Stato ordinamento, magistratura, il controllo complessivo della finanza pubblica, perché a volte in molte di queste impugnative le regioni lamentano sempre un'interferenza, però in realtà questi controlli sono a beneficio dello stesso ente controllato.
E quindi, come detto, ecco, un'altra cosa, ci sono state molte impugnative, come sapete, delle regioni a statuto speciale. Qui c'è tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, le sentenze 23 2014, 39 2014, 40 è risalente ma sono sempre attuali, che ci dicono che si applicano in quanto compatibili. Cosa significa questo? Che quando arrivano i questionari delle sezioni autonomie, questo diciamo è una prescrizione che la sezione sottolinea quando le emana, ove vi sia una normativa di settore, questo succede spesso, diversa per le regioni a statuto speciale o per la provincia autonoma, i revisori dei predetti enti non è che non possono non rispondere, dovranno precisare le differenti norme di autonomia applicate negli appositi spazi riservati a chiarimenti, dando dei questionari, dando evidenza degli effetti prodotti dalla disciplina speciale in relazione ai profili di interesse richiamati al questionario. Piccolo flash, ovviamente tutte le linee guida esitate nel 2021, che hanno riguardato il 2020, hanno risentito della pandemia, quindi anche per quanto riguarda le linee guida rendiconto regioni 2020 sono stati inseriti molti nuovi quesiti. Noi sappiamo che abbiamo affaticato il lavoro del Collegio dei Revisori dei Conti, forse anche a volte abbiamo detto oltre le loro competenze, però è importante avere una fotografia di quest'anno speciale. E molti quesiti hanno riguardato per esempio il centro di costi denominato COV20, previsto dall'articolo 18, e tantissime altre. Vi rinvio alla delibera se avrete la pazienza e la voglia di leggere per vedere tutte le novità che sono state inserite. Veniamo adesso al focus dell'argomento della mia relazione. Le linee guida per le relazioni dei presidenti della regione e provincia autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno 2020. Qui la norma di riferimento, articolo 1,6 del DL 174, in forza della quale il Presidente della Regione trasmette annualmente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti una relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno, predisposta sulla base delle linee guida della sezione delle autonomie. Anche nella primigenia struttura di questa norma si prevedeva anche una relazione al Presidente sulla regolarità della gestione, poi è stata asciugata da una successiva normativa, ci si è riferita solo a questa sulla regolarità dei controlli e anche questa normativa è stata positivamente scrutinata dalla Corte Costituzionale sempre nella sentenza 39/2014. È un controllo di natura totalmente collaborativo, non ha conseguenze interdittive o sanzionatorie, a differenza di quanto avviene nell'ambito degli enti locali, perché lì, se sono carenti nei controlli, ci sono delle sanzioni addirittura per gli amministratori. 148 mi sembra. Questa disciplina si salda con quella dell'articolo 3 della legge 2094, che prevede che la Corte dei Conti, nell'esercizio del controllo successivo sulla gestione del bilancio del patrimonio dell'amministrazione pubblica, verifichi il funzionamento dei controlli interni dell'amministrazione. Questa sarà, diciamo, la seconda parte del seminario. La relazione è un importantissimo ausilio informativo per verificare il rispetto del principio di buona amministrazione nel governo dei territori, perché tutti i controlli più recenti si sono focalizzati ovviamente sui profili finanziari, però il profilo della buona amministrazione non è naturalmente, come posso dire, è pari ordinato nei valori e soprattutto perché i cittadini devono avere non solo una gestione sana degli enti, ma anche economica, efficiente e con dei servizi. Vedremo questo, che quello della qualità dei servizi è un punto dolens per quanto riguarda i controlli inseriti dalle regioni. Velocemente, il questionario ha una forma a domande sintetiche con risposto di tipo chiuso sì-no, poi cui si accompagna la richiesta di fornire ulteriori elementi nella risposta di tipo aperto. Questo perché è ovvio che è un'autovalutazione che fanno i presidenti, però è pur vero che con queste domande incrociate si va a vedere, se tu mi dici sì, c'è questo controllo, poi gli si chiede spiegami come lo fai questo controllo, quindi è un modo per vedere se le risposte sono, come saranno, sicuramente veritiere. Naturalmente le sezioni regionali di controllo hanno la possibilità di fare qualsiasi altra indagine sul sistema dei controlli. Come vi dicevo, anche per questa relazione, molte innovazioni in relazione alla pandemia da Covid-19, nuovi ambiti di indagine,
Qui c'è stata addirittura delle linee di indirizzo fatte durante la pandemia, il Presidente Graffeo all'epoca era Presidente della sezione autonomie, proprio sulle linee di indirizzo generali, non solo per le regioni, per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19, proprio per aiutare le amministrazioni a gestire le migliori pratiche in quel periodo non ancora chiuso, molto difficile, che ha impattato sull'organizzazione di tutti gli enti. In questo senso, il questionario del 2020 si è arricchito di un appendice legato all'emergenza sanitaria Covid, dove si scrutinano tutti i controlli alla luce delle difficoltà che può aver creato la pandemia, e poi c'è l'appendice del lavoro agile, cioè lo smart working, che possiamo dire è una sorta di effetto collaterale dell'emergenza sanitaria, forse fra i meno negativi, perché si è potuto vedere quel famoso lavoro agile come funzionava, perché era previsto dalla normativa. Devo dire che dalla risposta che hanno dato i presidenti delle regioni sembra che il lavoro agile comunque non abbia impattato in maniera negativa sulle funzioni svolte. Appunto, diciamo velocissimamente, abbiamo una serie di sezioni, alcune tradizionali. La prima ha un quadro ricognitivo e descrittivo del sistema di controlli interni. Quali sono le tipologie che la Corte individua? Regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione, valutazione personale con incarico dirigenziale, qualità dei servizi, qualità della legislazione e sull'impatto della regolamentazione. Poi ci sono sezioni che si approfondiscono su alcuni controlli. Quest'anno è stato fatto un forum sul controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari, in considerazione della centralità della tipologia di verifica, perché ovviamente l'utilizzo dei fondi comunitari deve garantire un'efficienza della spesa, scongiurando, come è stato detto anche nell'inaugurazione della giudiziaria, qualsiasi spreco o cattivo uso di risorse pubbliche, l'ha detto anche il Presidente Draghi, ma è una concezione, un principio, diciamo, di immediata evidenza. Abbiamo la terza sezione, che è il controllo sugli organismi partecipati. Devo dire che, esaminando le relazioni, queste risposte sono molto diffuse negli ultimi anni, con un'attenzione particolare delle regioni su questo tema. Quindi il monitoraggio degli effettivi dei poteri del socio, la struttura ad hoc per i controlli, eccetera, eccetera. Poi naturalmente la sezione sui controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale. Stringo il feedback dall'esame delle questionari 2018, 2019, 2020. In realtà non tante regioni, le regioni province autonome, sono arrivati fino ad ora 13 relazioni, perlomeno sulla piattaforma Conte, cioè contabilità territoriale, anche se il termine era scaduto, comunque tante regioni l'hanno mandato. Comunque, comparando i questionari anche precedenti, ecco, questa è la cosa importante. Perché sono importanti questi questionari? Perché le sezioni regionali di controllo hanno una visione sulla singola regione, sulla singola realtà territoriale. Importantissimo, perché la scrutinano, fanno una radiografia totale e la aiutano a migliorare. Però queste linee guida e le risposte ai questionari ci consentono una visione del Paese, perché noi vediamo, comparando le stesse tipologie di controllo sulle stesse domande, come ci rispondono le varie regioni. E oltretutto il controllo diciamo, le domande si ripetono anche, perché questo ci dà un trend negli anni. Poi ci sono le domande nuove, come è venuto quest'anno, in relazione a situazioni appunto diverse. Cosa vi posso dire? La struttura di supporto dell'autonomia, in vista di questa relazione, mi ha fatto un feedback, noi abbiamo bravissimi funzionari, analisti finanziari, ha fatto un feedback diciamo, per ogni regione, tutti i vari controlli che abbiamo visto. Allora, noi abbiamo sul controllo di regolarità amministrativa contabile, mi fermo solo 2018-2019 perché abbiamo dati del 2020 che più o meno sono coerenti con i precedenti, ma non sono integrali. Tutte le regioni ci rispondono, quindi diciamo questo è un controllo che viene attuato, e ci mancherebbe, in tutte le regioni. Controllo di gestione, già abbiamo qui qualche defezione. Valutazione del personale con incarico dirigenziale, abbiamo tutte le regioni che ci rispondono. Devo dire che, valutando le risposte, salvo qualche regione forse, il 100%, perché noi quest'anno abbiamo chiesto, ma quanti dirigenti conseguono l'indennità di risultato? Dateci la percentuale. Nelle risposte il 100% consegue l'indennità di risultato.
Questo può significare che i dirigenti delle regioni sono bravissimi, il che potrebbe essere, poi la sezione regionale di controllo non è il compito delle autonomie, casomai lo verificheranno, oppure vuol dire che l'indennità di risultato non viene applicato come dovrebbe essere, come voi sapete che si deve applicare, ma ve lo do come argomento di discussione e di riflessione. Poi dov'è che abbiamo il controllo strategico, anche qui scendiamo. Per non parlare, cosa che a me veramente, io diciamo la carriera del servizio all'interno della Corte è stata molti anni in procura, in sezione giurisdizionale, di recente, non da tantissimo, nella sezione di controllo, la sezione autonomia. La cosa che a me ha meravigliato è che sul controllo della qualità dei servizi, che a mio avviso dovrebbe essere, come dire, non dico il primo, perché sicuramente dovrebbe, ma comunque un faro di quello che le regioni hanno per i propri territori, ci sono regioni bravissime, perché ci sono, ecco, almeno, non mi ricordo se sono 8 su 22 che comunque fanno tutti i controlli. Voglio dire che queste 8 su 22 stanno spalmate su tutto il territorio nazionale, quindi ci sono regioni ottime al nord, al centro, al sud, ci sono regioni che fanno tutti i controlli e li fanno molto bene. Poi c'è una diversificazione in ogni area o fra varie aree. Quindi, il controllo sulla qualità dei servizi lo fanno 8, l'ho contato, su 22, quindi con le province autonome, che però lo fanno, mi pare. Non faccio i nomi, non faccio il range dei bravi e dei cattivi, perché questa è una descrizione semplicemente ove di bravi e cattivi si possa parlare. Anche sul controllo sull'impatto della regolazione, insomma, siamo un pochino deficitari. Quindi, velocissimamente, prima di chiudere, quali penso possano essere i consigli, anche, come dire, endogeni, no? All'interno della stessa conferenza, delle regioni, delle assemblee legislative. Individuare, anche attraverso questi riscontri che vengono fatti dalla magistratura contabile, non vi diciamo cosa sono i migliori controlli, delle best practice, perché non ci possiamo permettere questa diversità di fronte alle sfide che abbiamo del PNRR e comunque di fronte alla necessità che ai cittadini siano garantiti, come dire, pari ordinati servizi. Appunto, questo seminario prima del 2019, io non avevo partecipato, e ha l'obiettivo proprio di fare un focus sui controlli, no? Tutto il sistema integrato di controlli è stato detto. Per quanto adesso abbiamo avuto il Covid, che comunque ha creato dei problemi, ovviamente sull'organizzazione degli enti, e abbiamo le sfide del PNRR, come ha detto il Presidente Carlino nella sua prolusione. Nei piani, nelle riforme accompagnatorie del PNRR, mi pare M1 C1 119 1.14, c'è anche la riforma del quadro fiscale subnazionale con l'attuazione del decreto legislativo 68/2011 sul federalismo fiscale, riforma, come sappiamo tutti, che è stata rinviata. Su questa cosa la sezione autonomie ha effettuato una recente, come vi dicevo, audizione alla Commissione. Il PNRR poi prevede, come sappiamo tutti, dico cose ovvie, ingenti investimenti. Le regioni, come i comuni, ma insomma noi parliamo di regioni qui, come soggetti attuatori avranno la responsabilità della realizzazione operativa, dell'esecuzione, del monitoraggio, della rendicontazione degli interventi. Per le regioni di rilievo sarà sicuramente la missione 6 sulla salute, il cui obiettivo è proprio rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Sappiamo tutti che il piano è performance based, cioè vuole i risultati, non vuole l'adempimento formale, vuole l'efficacia del risultato. E quindi in questo senso mi permetto di dire che forse il sistema dei controlli interni, se ben declinato dalle regioni in una logica di risultato e non di mero adempimento formale, garantirà che le regioni, che hanno l'autonomia, però come dice la Corte Costituzionale, come è ovvio, l'autonomia presuppone la responsabilità del risultato, quindi le regioni potranno valorizzare questi controlli interni, possibilmente un po' omogeneizzandoli sul territorio, a beneficio delle singole comunità amministrate e dell'intero Paese. Vi ringrazio e mi scuso se sono andata oltre il termine.
Siamo noi che la ringraziamo, consigliera, perché ci ha fornito un ulteriore interessantissimo punto di vista, fatto, come dire, di tanti tasselli. Intanto la funzione unificatrice della sezione autonomie, che è un elemento importantissimo del sistema istituzionale dei controlli della Corte dei Conti e di garanzia appunto di uniformità e anche di punto di vista unitario delle sezioni regionali sparse sul territorio, e ci ha fatto vedere, come dire, anche un'utilità specifica con l'esempio dei feedback e dei riscontri delle relazioni dei presidenti delle regioni e dell'attuazione delle linee guida del comma 6 dell'articolo 1 del 174, come in effetti i dati che può verificare, guardare, analizzare e quindi restituire, no, con i suggerimenti la sezione delle autonomie, possono essere un elemento importantissimo per il migliore funzionamento del sistema dei controlli e anche per gettare un ponte tra i controlli di regolarità e legittimità, no, e i controlli che affronteremo invece nella sessione del pomeriggio, che sarà coordinata dal collega Guido Rivosecchi. Mi permetto di dire anche che ci ha fornito, anche lei conferma, come ha confessoriamente dichiarato, del medesimo punto di vista della Presidente Locci. Anche questo mi pare estremamente interessante, perché ci restituisce l'immagine di, diciamo, almeno una parte significativa, quella che abbiamo ascoltato, dell'istituzione magistratuale contabile, che ci dice: noi siamo per il paradigma della collaborazione nei confronti delle istituzioni regionali e intendiamo interpretare la nostra funzione di controllo in una logica collaborativa, che è quella della più volte richiamata sentenza 39 del 2014, relatore Mattarella. Ora, su questo, diciamo, lei ci ha portato anche un argomento che dobbiamo pesare sul punto. Ha detto: ma la giurisprudenza costituzionale successiva è una giurisprudenza costituzionale riferita prevalentemente, come non poteva essere altrimenti, agli enti locali, agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che sono quelli per i quali è rimasto vigente il comma 7 dell'articolo 1 del 174. Scusate, io ragiono per numeri, ma insomma so di rivolgermi a persone più che competenti nella materia, e invece proprio quella sentenza dichiarò incostituzionale l'applicabilità di quel comma 7 alle regioni. Ora il punto qual è? Che a mio avviso, così metto nel dibattito, che è vero che quel comma 7 dichiarato incostituzionale nella parte in cui pretendeva di applicarsi alle regioni faceva riferimento espresso all'obbligo di adottare provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e a ripristinare gli equilibri di bilancio, con un meccanismo di verifica da parte della sezione di controllo entro termini tassativi e con l'ulteriore effetto di impedire l'attuazione dei programmi di spesa. Quindi un meccanismo costruito dal legislatore in termini molto vincolati. Però è altrettanto vero, vorrei offrirlo al dibattito, che la giurisprudenza costituzionale successiva al 2014 non si è riferita, per quanto riguarda gli effetti vincolanti o di vincolo del giudizio di parificazione, in particolare dei rendiconti, non si sia riferita anche alle regioni. Esistono almeno due filoni giurisprudenziali che vorrei richiamare, filoni, badate, non pronunce isolate, in cui la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato come vincolanti le pronunce sui rendiconti consuntivi delle regioni. In particolare mi riferisco al filone a tutti noto in cui la Corte ha ritenuto sollevabile l'incidente di costituzionalità in quella sede, e badate, quando un'istituzione solleva una questione di costituzionalità non vuol dire che l'accerta lei la incostituzionalità,
ma vuol dire che ritiene quella questione non manifestamente infondata, la solleva, accede al giudice costituzionale, il quale può dichiararla, come in effetti è accaduto, può dichiarare quella norma incostituzionale. Ora, che tutto questo sia compatibile con questa logica di collaborazione friendly fra l'amministrazione regionale e il controllore, quando il controllore ha in mano il potere di accedere al giudice costituzionale e far dichiarare la legge incostituzionale, questo francamente mi permetto di così porre qualche dubbio. L'altro elemento, l'altro filone giurisprudenziale che mi pare molto significativo è quello delle pronunce in cui il giudice costituzionale, e sono molteplici, le abbiamo citate, le conosciamo dal 2012, dichiara incostituzionali leggi regionali basandosi sulle relazioni di sulle delibere di non parificazione. Il giudizio di parifica è utilizzato dalla Corte Costituzionale per dichiarare incostituzionali leggi regionali. Quando la regione non si adegua alla parifica, la legge regionale è considerata incostituzionale ed è stata dichiarata incostituzionale. Allora mi domando, possiamo ancora dire oggi, di fronte a questi due filoni giurisprudenziali, che la regione e il Consiglio regionale in particolare sono liberi di approvare il rendiconto anche contro la delibera di parifica? Io mi permetto di dubitarne. Cioè, è vero, il potere esiste, ma esiste anche il potere di fare una corbelleria, consentitemi un'espressione fiorentina, nel senso, il Consiglio regionale la può approvare, lo può approvare il rendiconto non parificato o parzialmente parificato, ma se ne assume la responsabilità di approvare una legge che poi produrrà dei risultati in termini di incostituzionalità della legislazione successiva. Allora, siamo convinti, come dire, di essere ancora nel mondo della libertà politica del Consiglio regionale e della regione in generale, di non adeguarsi alla decisione di parifica e di prendere la decisione di parifica semplicemente come un suggerimento, come un atto di moral suasion, o in realtà non siamo di fronte a una funzione molto più pregnante e impegnativa per le istituzioni politiche regionali, perché questo è poi il punto. La deliberazione di parifica forse, e questo è il punto, in base a questi due filoni di giurisprudenza costituzionale che almeno ad oggi non mi paiono smentiti, ci consegna una impegnatività per le istituzioni politiche regionali che forse prima e fino al 2014 era sconosciuta. Ecco. Prego. No, certo, poi naturalmente tutto questo si lascia al dibattito che seguirà. Prego. Due piccole puntualizzazioni. Prego. La prima è che praticamente la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parifica è risalente e risale anche diciamo ai tempi in cui parliamo del vecchissimo giudizio di parifica che si basava sul riscontro tra voci del bilancio della regione e le scritture all'epoca presenti presso la Corte, ed era proprio una comparazione, diciamo, di numeri, anche se dietro i numeri in realtà c'è ben altro. E la seconda cosa è che la Corte Costituzionale, laddove ha ritenuto incostituzionali delle leggi, non si è semplicemente basata sulla mancata parifica, ma ha valutato l'altro requisito, che è quello dell'equilibrio del bilancio, cioè un parametro costituzionale. La decisione di parifica viene perché, diciamo, ha rilevato un disequilibrio, ma la Corte Costituzionale non si basa sul portato per giudicare l'illegittimità costituzionale, sul portato soltanto su quello. Solo queste due precisazioni. Certo, professore, perché ha stimolato i nostri interventi. Questo è l'obiettivo. Ecco, allora la prima cosa, i controlli della Corte dei Conti non sono mai friendly, perché siamo una magistratura, svolgiamo un ruolo costituzionale, c'è la conoscenza dell'ente, del rispetto verso la Corte dei Conti, quindi il controllo collaborativo, tra virgolette, esiste in tutti gli ordinamenti. Poi ci può essere un recepimento meno virtuoso da parte dell'ente, ma non si tratta mai di controlli carezzevoli o friendly.
Ciò detto, mi riallaccio a quello che ha detto la Presidente Locci, il giudizio di parifica è un giudizio, io ho parlato delle relazioni sui bilanci in base al 174, come sa benissimo, commi 3 e 4. È cosa diversa, il giudizio di parifica nasce con questa struttura, diciamo così, contenziosa, delle forme della giurisdizione, tra l'altro c'è il profilo della giustiziabilità, quindi siamo secondo me su piani diversi. Poi, a mio avviso, il fatto di avere, soprattutto probabilmente nel nostro paese, dove, come dire, l'adesione mi permetto di spingo a dire questo, l'adesione ai comportamenti virtuosi, ma di tutti noi italiani, non solo delle istituzioni, non è come, non so, in Inghilterra dove si parla l'audit, tutti si dicono, almeno dicono così, si conformano, ha creato dei meccanismi come posso dire, interdittivi, più pesanti, sanzionatori. Questo per un problema nostro. Però tutto questo non toglie che i controlli sono tanti, che il controllo, a differenza della giurisdizione, sia la Presidente Locci che sono stati tanti anni in giurisdizione, il processo ha una contrapposizione di interessi. Il controllo non ha contrapposizione di interessi perché andiamo tutti verso lo stesso obiettivo, che è migliorare il Paese. Quindi in questo senso è giusto che, tra l'altro, la stessa sentenza Mattarella per i rendiconti dei gruppi consigliari aveva detto ci vuole la giustiziabilità, perché è ovvio che se io ti tolgo un diritto, tu qualsiasi deve avere il giudice a Berlino, quindi anche gli enti. Però sono piani diversi, a mio avviso la giurisdizione è un piano diverso. Naturalmente giuste devono essere le garanzie maggiori, ecco, però no, a mio avviso non si può trasformare il controllo in giurisdizione. Mi taccio, basta. Bene, allora su questo intanto ci interrompiamo per la pausa pranzo e riprendiamo, mi pare alle 15 se non sbaglio, con la prosecuzione di questa sessione. Grazie a tutti.